scorsi i vigili del fuoco di Chioggia sono intervenuti in via San Marco per verificare lo stato di un palazzo apparentemente disabitato da cui si stavano staccando gli intonaci. Lo stabile, di una cubatura comunque importante, è stato quindi transennato. In nottata, questa notte, la stessa scena, sempre in via San Marco, a ridosso dei Murazzi, angolo Cale della Cesetta o dei Menela. Un caseggiato le cui condizioni di mancata manutenzione sono molto evidenti. È stato transennato per sicurezza, ma per la sicurezza di chi ci passa a fianco e di chi a fianco invece ci vive dovrebbe essere fatto qualche intervento importante. Le immagini parlano da sole. I proprietari di questi caseggiati sono spesso anziani, spesso la proprietà è divisa tra fratelli, nonni, nipoti e non è facile accordarsi per investire sulla manutenzione o per la vendita dell'immobile. Ci sono anziani che alla casa costruita con sacrifici e fatiche sono molto legati, non vedono il rudere che è diventato, il terrazzo che perde i pezzi o nessuna delle criticità che mettono in dubbio la stabilità delle stesse mura. In entrambi i casi stiamo parlando di una zona di sottomarina dove le vendite immobiliari sono veloci e gli acquirenti, soprattutto gente da fuori, disposti a ristrutturare e ridare valore agli immobili per viverci e non necessariamente per lucrarci. Ma ci sono proprietari che non vogliono assolutamente vendere e non hanno la possibilità di ristrutturare. La decisione però la devono prendere in queste occasioni, quando sono le autorità a dare espressamente ordine sulla necessità di mettere in sicurezza uno stabile che sembra stia cadendo letteralmente in pezzi. Allora, in modo non ufficiale siamo venuti a conoscenza che, non è ufficiale, però sembra che sia così, che da settembre Arriva Veneto inizierà a fare il servizio di trasporto urbano per quanto riguarda appunto il comune di Chioggia, quindi subentrerà diciamo a CTV, che è da Illo Tempero, che appunto non vuole più fare il servizio di trasporto urbano a Chioggia. Non parliamo, non facciamo polemiche, lasciamo stare, tanto l'assessore Maria Rosa dice che va tutto bene, lasciamo che dica che va tutto bene. In realtà non va tutto bene per niente, perché anche questa mattina dall'Isola dell'Unione sono saltate delle corse. Ricordiamo che le categorie più deboli sono gli anziani, poi con questo caldo lasciamo perdere. Ecco, quindi il servizio che farà, almeno vi ripeto che non è ufficiale ma sembra che sia proprio così, non è che subentra, intanto fa questo servizio e poi ci sarà il bando e chi vincerà il bando poi si capirà chi farà questo servizio. Noi siamo fiduciosi, non abbiamo nulla contro il STV, però insomma a nostro avviso ci sembra che Arriva Veneto sia un'azienda molto seria e cerchi di fare sempre il meglio, tra l'altro anche i suoi autisti. A questo proposito mi permetto, giorni fa ho avuto la possibilità di utilizzare il servizio Arriva Veneto, perché siamo andati a Venezia a fare le riprese appunto per l'inaugurazione e la presentazione della Sagra del Pesce, tanto voluta dal consigliere Marco Dolfin. La presentazione voluta della Sagra del Pesce c'è da 85 anni, ma praticamente mentre l'andata abbiamo trovato la corriera non vuota, ma insomma neanche troppo piena, era anche abbastanza fresca con l'aria condizionata. Al ritorno, come siamo entrati, la corriera era abbastanza piena e poi si è riempita abbastanza. Durante il viaggio la corriera era molto piena e io ero anche in prima fila, perché approfitto di fare un po' di riprese, come vedete a volte dai servizi. È arrivato un utente che si è sfogato con l'autista perché secondo lui l'aria condizionata non era stata accesa. Ecco, allora mi permetto, capisco che è caldo, capisco che tutti quanti, poi tra l'altro un conto uno che faccia il viaggio una volta ogni tanto, un conto invece chi lo fa tutti i giorni, sorvoliamo i cantieri, eccetera, sapete già come la pensiamo. Però francamente pensare che una corriera che la prendi a luna col sole a picco, piena di gente, che possa diciamo essere fresca, francamente mi sembra un po'. Quindi io inviterei veramente ad avere pazienza e insomma capire che in questi giorni con questo caldo ognuno di noi è un termosifone e se la corriera è piena è un poco difficile pensare di trovarla fresca. Ecco, lo dico proprio con tutto rispetto
sia dei pendolari, ma soprattutto nei confronti degli autisti, che a mio avviso dovrebbero essere lasciati guidare e non assolutamente essere diciamo richiamati, che tra l'altro quando si in Romea è pericolosa e quindi è meglio assolutamente lasciarli perdere, tanto loro non possono fare niente, e se qualcuno ha delle dimostranze ci sono i canali, c'è l'indirizzo posta, eccetera eccetera. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. All'inaugurazione dell'ufficio di prossimità presso la Cittadella della Giustizia questa mattina era presente anche il presidente del Tribunale di Venezia, Salvatore Laganà, con il sindaco Armelao e il vice sindaco avvocato Elena Zennaro. Si tratta di un potenziamento del servizio del giudice di pace, ha affermato il sindaco Armelao, nell'edificio in cui a breve in futuro sarà collocato il commissariato della Polizia di Stato. Un servizio che potrà semplificare la vita di chi ha la necessità dei servizi che offre, per i quali fino a ieri ci si è dovuti recare a Venezia, ha affermato il vice sindaco Zennaro. Un ufficio che offre vari servizi, per vostra comodità li inseriamo in calce. Il presidente del Tribunale di Venezia, Salvatore Laganà, ha affermato che si tratta di un presidio importante nell'ambito della volontaria giurisdizione. Partendo dalla sua esperienza professionale, si dice soddisfatto che la giustizia torni ad abbracciare il territorio, preservando un importante legame col Tribunale di Venezia. L'ufficio di prossimità offre un servizio gratuito di consulenza e di informazione ed è cofinanziato da Unione Europea e Regione Veneto. In questo primo periodo vi si potrà accedere previo appuntamento il martedì dalle 9 alle 12, per fissare il quale i numeri da comporre sono quelli che abbiamo inserito nel testo dell'articolo o la mail. Il servizio partirà quindi da martedì prossimo 16 luglio. 2 saranno le persone incaricate all'ufficio, supportate da un volontario IPA. Sono già 36 gli uffici di prossimità in Veneto e si occupano principalmente delle pratiche per l'amministrazione di sostegno. Si rivolgono per le proprie competenze a tutti i cittadini. I servizi li vedete in calce. Ok, vai. Benissimo. E siamo nello studio del servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia. Buongiorno, allora questa mattina dopo qualche sollecitazione di alcuni residenti abbiamo fatto così un sopralluogo in via Santo Spirito, sapete quella che si insinua poi dentro all'interno di Sottomarina, e c'è questa lunga diciamo sistema con i New Jersey in plastica che c'è da ben 13 anni. Praticamente sono iniziati quando c'era stato il sindaco Giuseppe Casson, poi è subentrato appunto 5 Stelle con Alessandro Ferro, adesso da circa 3 anni abbiamo il nostro eroe Mauro Armelao, un grandissimo e bravissimo amministratore poliziotto, quindi si spera, si confida che finalmente, ce lo chiedono i residenti, questa situazione venga sistemata. Sono stati messi perché per questioni di sicurezza, e quindi ben venga che siano stati messi, però effettivamente diciamo che in maniera ufficiale qualcuno ci dice che quando il quarto lotto asfaltatura verrà risistemata la strada, che verrà anche addolcita la curva, se qualcuno lo consente. Quindi noi ambasciatore non porta pena, pubblichiamo questa cosa. Effettivamente 13 anni ci sembrano un po' tantini, però siamo convinti che il sindaco Mauro Armelao, che è bravissimo, molto bravo, riuscirà a risolvere anche questo problema.
Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Zone relax saranno quelle che le attività del centro di Sottomarina vorrebbero animassero le serate di fine luglio ed agosto. Zone pedonalizzate quindi per il 27 luglio e per il 10, 17 e 24 agosto, sempre di sabato. In caso di brutto tempo sarebbe anche previsto un sabato di recupero, il 31 agosto. Tra le idee che stanno fioccando tra gli esercenti un plateatico allargato approfittando dell'eventuale pedonalizzazione, ma anche dimostrazioni di massaggi shiatsu, dimostrazioni di attività in campo estetico e di benessere, la presenza di mercatini, di giochi per i bambini e di esibizioni sportive e di danza andrebbe poi a completare il tutto, ci informa Roberta Gandolfo per Confesercenti. La necessità dei commercianti e delle attività del centro di Sottomarina sarebbe ricreare una passeggiata continua, pedonalizzando la zona e coinvolgendo Piazza Todaro e le attività che vi si affacciano. Una volontà che vede noi di Confesercenti e Ascom far fronte comune, portando una proposta condivisa da entrambi all'amministrazione. È un momento di difficoltà, prosegue Roberta, ma nonostante ciò abbiamo unito le forze, economie e idee. Speriamo che questo possa essere solo l'inizio di una nuova modalità operativa che unisca attività, associazioni e amministrazione in modo da poter già pensare una programmazione comune per il 2025. La volontà delle associazioni e degli operatori del commercio di Sottomarina è ben delineata, manca solo l'avallo dell'amministrazione per definire il tutto. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.